Oggi ci troviamo a Cittadella, siamo qui con il sindaco. Signor sindaco, oggi in qualche modo siamo per documentare un progetto di riqualificazione urbana. Sì, oggi state vedendo un'idea che è stata realizzata e l'idea era quella di riuscire a portare fuori un po' di centro storico. Per chi è stato a Cittadella è una realtà che dentro le mura esprime molto, fuori dalle mura un po' meno. L'idea era quella di uscire dalle mura, cercare di far diventare quello che fuori mura parte del centro storico. Si vuole un po' rallentare, no? Quelli che sono i nostri ritmi di vita frenetici, cercare di creare la comunità, cercare di far sì che i cittadellesi e anche i turisti si possano fermare nel marciapiede, fermarsi a chiacchierare, a raccontare, a vedere le nostre bellissime mura da fuori. Un cambio un po' di concezione comunque, questo è quello che è avvenuto in questo quartiere di Cittadella, che vi invito naturalmente tutti a venire a vedere. Molto importante è stato, l'approccio con la cittadinanza, con quello che sono gli abitanti poi del quartiere, che durante i lavori, durante la progettazione, attraverso un atto partecipativo, attraverso una forma di partecipazione, hanno in qualche modo condiviso e si sono resi partecipi a quella che è stato poi il risultato finale. È stata una delle cose iniziali condivise subito con l'amministrazione, il fatto che non potesse essere un progetto calato dall'alto, calato dalla politica o calato dall'architettura, ma fosse un progetto che in qualche modo trovasse, attraverso dei canoni, attraverso una serie di pensieri comuni, di confronti con la cittadinanza, una sua identità e una sua realtà. Noi siamo automobilisti un'ora al giorno, per 23 ore siamo tutti pedoni, quindi la scelta non è stata quella di togliere spazio agli automobilisti per darla ai pedoni, ma cercare di dare qualità a uno spazio che è già di qualità perché è vicino al centro storico. L'investimento in riqualificazione è l'investimento che ha maggiore incidenza di lavoro rispetto a altri interventi. Il fatto di recuperare un equilibrio diverso tra gli spazi da usare per i pedoni con le biciclette è una cosa che dà anche qualità e bellezza per recuperare, ripeto, lo spazio, gli spazi esistenti, piuttosto di andare a volerne generare di nuovi. La strategia che si è voluta utilizzare a Cittadella è stata quella del dettaglio del disegno di suolo, nella logica di un recupero di qualità degli spazi urbani, una riorganizzazione completa della circolazione che passasse attraverso una riduzione della velocità dei veicoli e un aumento invece degli spazi di relazione delle persone, comportando anche un miglioramento del paesaggio urbano e un miglioramento anche della qualità dell'aria. La logica che si è voluto adottare è stata quella di non separare i flussi di traffico, ma invece di costruire una nuova cultura, appunto anche attraverso gli elementi del paesaggio urbano, che inducesse una convivenza più civile tra l'utente dell'automobile e invece gli utenti deboli quali pedoni e ciclisti. Il progetto si costruisce mediante la giustaposizione di una serie di materiali naturali, le superfici pavimentate a porfido, le aiole, le grandi superfici verdi. Abbiamo fatto anche un'opera di incremento degli alberi, un vero e proprio progetto di riforestazione urbana. È volto a ridurre gli spazi e la velocità degli autoveicoli, privilegiando la pedonalità, privilegiando la libera circolazione dei velocipedi, dei pedoni e provando a riqualificare gli spazi urbani attraverso gli spazi pubblici. Siamo riusciti a ridurre la velocità dei veicoli, ad esempio anche ridimensionando la larghezza percepita della carreggiata, ovvero la larghezza apparente della carreggiata di fatto sembra notevolmente ridotta. In realtà il progetto mantiene quelle che sono le larghezze imposte dal codice della strada, ma allo stesso tempo fa percepire all'automobilista una larghezza della strada ridotta. La separazione del percorso ciclopedonale rispetto alla sede stradale avviene attraverso dei dissuasori alla sosta di nuova generazione, realizzati con un materiale sintetico che ammette anche l'urto, subisce una deformazione che poi di fatto lo
riporta alla forma e alla dimensione originali. In questo modo l'elemento, il parigino, riduce l'impatto con il veicolo, con la bicicletta. Ci siamo confrontati con l'amministrazione comunale, abbiamo avuto modo di dialogare con il comando dei Vigili del Fuoco per cercare di individuare una serie di spazi che permettessero ad esempio la pronta uscita dei mezzi di soccorso. Allo stesso tempo abbiamo visto una buona risposta da parte della cittadinanza che ha iniziato ad accudire gli alberi, ad avviare una serie di buone pratiche che di fatto incidono anche sui costi di manutenzione della città.